Il carico fiscale subì vertiginosi aumenti, secondo i calcoli di Giuseppe Gullino fino al 780% in più rispetto ai tempi della Serenissima. Gli abitanti calarono dai 160.000, compresi circa 20.000 forestieri più o meno stabili, del 1797 ai circa 106.000 del 1810. Nelle cifre elencate dallo storico Giovanni Scarabello, lette da Renzo Fogliata di Venetinet, la desolante situazione in cui versava Venezia sotto Napoleone. La calata dell'armata francese nello Stato Veneto è il titolo della conferenza dibattito organizzata da Venetinet alla sala ex polveriera di Rivoli Veronese alle 18 di venerdì 14, un tema ampio con risvolti che portano fino ad oggi. I disastri dei nazionalismi fondati proprio dall'epopea rivoluzionaria francese e poi da quella napoleonica, che ha irradiato il senso della nazione nel peggior significato possibile, ha diramato e fatto esplodere i propri effetti fino alla seconda guerra mondiale. E non è finita, perché ancora oggi ciò che vediamo attorno a noi, che è guerra e violenza, fa riferimento a quel tipo di presunti valori, che non sono tali, di carattere nazionalistico. L'11 maggio 1796 un reggimento di 2000 soldati francesi si lanciò all'inseguimento delle truppe austriache sconfitte il giorno prima a Lodi, valicando il territorio neutrale della Repubblica di Venezia. È l'inizio di un processo che si concluderà un anno e un giorno dopo, il 12 maggio 1797, con la caduta della Serenissima. Napoleone decretò la fine dopo 1100 anni della Repubblica più longeva della storia e di una delle maggiori potenze commerciali e navali europee. Qualcuno dirà, ma ha portato civiltà, principi, libertà, eguaglianza, certo. Se il 4 febbraio 1794 la Convenzione nazionale aveva sancito l'abolizione della schiavitù in tutti i territori della Repubblica francese, ecco che Napoleone, primo console, aveva ripristinato il 20 maggio 1802 la tratta e reintegrato la schiavitù nelle colonie. Se il 5 aprile 1778 la monarchia francese aveva vietato a tutti i bianchi di entrambi i sessi di contrarre matrimonio in Francia con i neri, i mulatti e le persone di colore, pena la deportazione nelle colonie, ecco che Napoleone l'8 gennaio 1803 aveva proibito i matrimoni interrazziali non solo in Francia, ma in tutti i territori sottoposti al dominio francese. E di questo gli attuali cittadini francesi d'oltremare se ne sono ricordati anche nell'occasione dell'ultimo 5 maggio.